Ciao. Oggi siamo... Buonanotte. No, buongiorno. Oggi siamo diretti a Montagnana, che è in provincia di Padova, che ha anche la bandiera arancione come borgo d'Italia, che c'è la festa del prosciutto e qua arriviamo, vediamo com'è. Eccoci arrivati a Montagnana, che ci sono queste mura che, Sì, intanto lo va. che circondano il centro storico. Sciutto e sciutta. Stiamo tornando. Allora c'era un risotto unico con gli asparagi verdi e la carne. Era anche buono. E poi c'erano 6. Beh, comunque si poteva scegliere, prendere una degustazione alla volta. Io ho preso l'osso. No. Però c'erano 5 o 6 case, come si prosciuttifici che ti davano questi assaggi. Costava 6 euro l'uno alla degustazione. Noi ne abbiamo prese 3, ma si sentiva la differenza tra un prosciuttificio e l'altro. Comunque erano tutti e 3 con l'osso. Con l'osso in zozzo. Abbiamo preso anche il dolcetto. Ci voleva. Dopo una giornata di ieri che si stava in maniche corte, c'era un mezzo sole, oggi piove e sono 15 gradi, per cui già rimesso su la felpetta perché fa freddino. E io sono uscita perché devo andare a pagare una bolletta, ma prima di pagare la bolletta devo andare in banca a recuperare i soldi per pagare la bolletta. E visto che sono in giro pensavo, se proprio non piove forte, di farmi una piccola spesuccia di bibite, diciamo, perché ho finito una bottiglia di aloe vera e mi è piaciuta come bevande e volevo andare a vedere se ne avevano ancora e ne prendo 2 o 3 così ne ho di scorta. Adesso vediamo. Adesso devo prendere l'ombrellino e andare in banca, speriamo di non lavarci. E che dovevo fare una piccola spesa, invece ho qui la borsa piena e per giunta, questo è lo scontrino, ci ho dato 86 euro in tutto di questa borsa. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso una vaschetta di vitello tonnato, le patatine queste qui chips, Amica chips all'olio d'oliva. Per oggi pomeriggio, visto che piove, ho preso il pasticcio alle zucchine, una confezione di snack Oro Choc Barretta, il caffè ho preso questo qui, Lavazza qualità oro, che è il caffè da usare con la moka. Ho preso questi dolcetti fatti così che sono buoni, per cui ho deciso di prenderli, della Balsem. Era da un pezzo che non prendevo la cubana già confezionata, di solito la trovo sui mercatini quando vado in giro la domenica, di solito delle volte, e ho deciso di provare a prendere quella confezionata e vediamo che gusto che ha. Poi di già pronto ho preso anche questo qui che è salmone al forno,
Poi una confezione di burro, una confezione di mascarpone, sempre per fare i biscottini, quelli con farina e mascarpone all'interno. L'altra volta sono venuti, devo ancora fare la video ricetta, ma sono venuti abbastanza buoni, per cui ho deciso di riprendere la vaschetta di mascarpone e la prossima volta che li faccio di registrare il video. Passiamo ai gelatini. Ho preso il Maxi Bon Cookies, questo qui. Ho ripreso il Kinder Bueno Ice Cream perché secondo me è buono. E una cosa nuova che ho preso sono i Newt. Questa marca l'ho vista per pubblicità alla televisione, mi aveva incuriosito, visto che ho visto che l'avevano così, dentro ce ne sono 4, ho deciso di prenderli e di provare questo gelato con me. Poi ho preso gli snack Kinder Bueno, questi alla nocciola, una confezione di Wooster, una confezione di snack Ringo, questi qui alla vaniglia. Affettati ho preso la bresaola e il prosciutto cotto alta qualità, una confezione di lattughino, le gocce di cioccolato sempre da mettere nei biscottini, quelli con il mascarpone. E poi ho preso il tè Pompadour rosa di bosco, una confezione di zucchero, le bibite, la Pepsi, l'oransoda e una confezione piccola di latte. E poi ho ripreso, che ne ho prese 2 confezioni, dell'aloe vera, questa bibita che ha vedete che sul fondo ha dentro anche pezzettini di polpa di aloe, e ne ho provata la scorsa settimana una bottiglia e mi è piaciuto, lo tengo in frigo e mi è piaciuto come gusto, ho deciso di prenderne 2 bottiglie. Me ne stavo dimenticando e ho preso anche queste qui della Ritter Sport, che sono vari gusti di cioccolato, c'è gianduia, yogurt, biscotto, cornflakes, marzapane, nocciole, latte. Allora ho preso anche questa confezione. Sapete cosa voglio fare questa mattina? Voglio provare ad andare a rifarmi la permanente, perché qui vedete sono molto scesi i ricci, a parte qui la parte qui finale. Qui dietro cioè tendono ad appiccicarsi qui sulla nuca, per cui ho deciso di provare a rifarmi la permanente. L'ho fatta a novembre, per cui ho deciso di provare a rifarla. Adesso vedo se la parrucchiera può farmela subito oppure se mi dà un appuntamento, perché l'altra volta me l'aveva fatta subito, non aveva molta gente ed è riuscita a farmela subito. Io ci spererei di riuscire a farla subito, così, anche perché questa mattina volevo registrare un video acquisti di abbigliamento, ma ho pensato è meglio che lo lasci lì, che se vado dalla parrucchiera mi vedo i capelli più a posto, lo registro più volentieri. E adesso vediamo se la prossima clip mi vedete con i capelli fatti oppure vi dico la data in cui devo andare a fare questi ricci. Eccomi qui, sono passate già 3 ore da quando sono uscita dalla parrucchiera, perché ho finito a mezzogiorno. Non so se lo stai registrando, ma ci sono i tuoni. E comunque sono uscita a mezzogiorno, non ho registrato subito nessuna clip perché era tardi e la registro adesso che sono le 3. Allora, questo è il risultato sui miei capelli. Praticamente la permanente e un po' di mesh, di filini colorati di biondo più chiaro di quelli che provo a farvi vedere dietro, ma mi sa che non ci riesco perché non so come girarmi. Comunque cerco di farvi un'inquadratura decente e
vedete principalmente da questa parte, vedete che ho questi fili più chiari che mi sono fatti fare dopo la permanente. Praticamente prima mi ha fatto la permanente, me li ha asciugati e poi mi ha fatto questi filini più chiari e poi mi ha rilavato i capelli e asciugati completamente per la fine servizio. In tutto, tra permanente e mesh, penso che si chiamano mesh, non so come si chiamano, ci ho dato 117 euro in tutto. E però il risultato mi sta piacendo anche perché ravviva il mio biondo questo colore così. Per giunta ho rifatto la permanente per riavere un po' di vitalità qui sopra, perché me l'ha detto anche la parrucchiera, qui sotto ancora c'era permanente, ma qui sopra era completamente andata via. Comunque è fatta anche questa. Adesso volevo andare da Bottega Verde per continuare qui la raccolta per queste valigie, poi non so neanche se le prendo perché non è che mi manchino valigie, però intanto visto che volevo prendere il doccia, quello che non lava via la bronzatura, che tengono in questo periodo estivo, e così vado avanti con questa raccolta. Poi alle 4 dovrebbe aprire il fruttivendolo perché ho finito anche completamente la verdura, per cui sono questi due posti che adesso ho intenzione di andare. Ecco la mia spesa dall'ortofrutta. Ho preso i pomodorini piccadilli, le fragole che dovrebbero essere ormai le ultime, un cappuccio viola che mi ha detto che è più duro però è più buono dell'altro, lo proviamo, di cetrioli. Poi da Bottega Verde ho preso questi due che hanno cambiato qui il tappo, questo qui è diverso dalle confezioni precedenti, e ho preso questi due doccia che si chiamano bagno doccia dopo sole, che non lavano via la bronzatura. Ho preso questo qui al tropicale e questo al cocco. Oggi, dopo che per 3 giorni è sempre piovuto, sono riuscita ad uscire. Per fortuna che oggi è giovedì, c'è il mercato agricolo, sono riuscita a prendere dei piselli, le zucchine fresche e i cipollotti. Poi sono passata da Tigotà e vi faccio vedere dopo quello che ho preso, e adesso vado a farmi una lampadina mettendo la mia cremina dell'Istomere. Vado a farmi una lampadina che martedì non sono riuscita a farla perché diluviava, e ci vado oggi. Da acquisapone ho preso il Nelsen, questo qui al melograno, perché era in offerta ad €1 e ho deciso di prenderlo. Sono arrivata alla cassa e mi ha detto guarda che con €1 ne prendi uno, allora ne ho preso uno. Lavapiatti a mano. Poi ho preso il profumo, questo qui in bastoncini della Fragranteria, e ho preso la profumazione Passitteria, forse voi non lo vedrete mai per il riflesso, ed è un agrumato come profumazione. Sono quei profumi, questi qui con i bastoncini. Ho preso un altro rossetto liquido, questi qui nuovi della L'Oreal, questo qui è il numero 110, ed ho preso questa colorazione nude. E poi ho preso un pacco di fazzoletti della Scottex e altri 2 profumazioni. Questi sono quelli in gocce da mettere nel diffusore. Ho preso la lavanda e pino silvestre. Queste qui sono le 2 profumazioni, mentre dal mercato agricolo ho preso 4 kg di piselli. Qui c'è dentro il cipollotto e sotto il cipollotto ci dovrebbero essere le zucchine. Qui sotto ci sono le zucchine. Anche per questa mattina la spesa fatta, e io per questo vlog lo chiudo qui. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!